Pasquetta con gli amici, l'ultima tappa in un rifugio sul Grappa, ma Mattia Citton non è mai tornato a casa. 23 anni di Borso del Grappa precipita con il suo pick-up in un dirupo. Chiede il biglietto a un 21enne brasiliano e lo fa scendere quando capisce che non ce l'ha. A Nervesa, autista Mom aggredito a pugni e poi ferito con un coltello alla mano. Il giovane è stato arrestato, il presidente Coladon, ora si è superato il limite. Pauroso incendio la scorsa notte in uno degli storici capannoni dell'industria del mobile a Francenigo di Gaiarine, cause in corso di accertamento e danni per milioni di euro. Incubo incendi boschivi, è tornato a bruciare nel pomeriggio il versante meridionale del Grappa, dove ieri si era sviluppato un rogo di vaste proporzioni. Giovedì pomeriggio a Cessalto i funerali della sedicenne morta nel tragico incidente a Salgaredo. Un corteo di moto seguirà il feretro, composta dagli amici una canzone per ricordare Samantha. 180.000 passeggeri transitati in aeroporti del Veneto nelle feste di Pasqua. Allo scalo di Treviso la miglior performance rispetto ai dati precedenti. Raid dei ladri nella notte a Mogliano Veneto, sfondata la vetrata di una lavanderia automatica. I malviventi scassinano la macchinetta, cambia soldi e fuggono con 200 euro ripresi dalla telecamera di sorveglianza. Un sacchetto di pannolini sporchi gettati nel Sile, non in acqua, ma a ridosso del nido di una coppia di cigni che ha rischiato di dover abbandonare le uova. Pronto l'intervento dei volontari del centro di recupero della fauna selvatica. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre, dunque l'avete sentito dai titoli, con un'ampia pagina di cronaca a partire dal tragico bilancio della Pasquetta sulle strade. L'ultima vittima in ordine di tempo è stata scoperta soltanto alle 4:30 di questa mattina. La morte del 23enne Mattia Citton di Borso del Grappa, precipitato con l'auto in una scarpata. L'ultima tappa prima di rientrare a casa dopo la lunga giornata di Pasquetta trascorsa con gli amici al rifugio Alpe Madre, gestito da pochi mesi da un ragazzo classe, anche lui 98. Poco lontano da lì, lungo la strada panoramica delle Penise che porta a Colmoschin, l'incidente. Mattia Citton, 23 anni, di Borso del Grappa, al volante del suo pick-up, l'ultima macchina a lasciare il rifugio, tenta l'inversione di marcia, compie una manovra sbagliata e l'auto precipita nella scarpata senza che nessuno se ne accorga. La vettura rotola per 400 metri, Mattia viene sbalzato fuori dall'abitacolo, poi il silenzio. Non vedendolo rientrare, mamma e papà intorno alle 23:15 danno l'allarme. Il padre e gli amici tornano sul posto, sono circa le 4:30 del mattino quando viene scorta la vettura, un ammasso di lamiere accartocciate, ma per il 23enne a terra poco lontano non c'è nulla da fare. Dopo la constatazione della morte da parte del suo M118, tocca ai vigili del fuoco e a una squadra del soccorso alpino trasportare la salma fino alla strada. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità, una notizia forte, inaspettata, ci ha colpito questa mattina di buon'ora all'alba, purtroppo con la conferma della perdita della vita di un nostro giovane concittadino. Erano stati a fare una grigliata Mattia e i suoi amici. Il gestore del rifugio Alpe Madre, Nicola Bertolin, racconta di una compagnia tranquilla, nessuno dice troppo euforico o su di giri. Erano circa le 19:30 quando alla spicciolata sono entrati a bere qualcosa e forse proprio Mattia, racconta, a un certo punto deve aver detto «ho fame, andiamo a mangiare», pensando di rincasare a Semonzo. Perito elettrotecnico, lavorava alla Edil Grappa di Borso. Mattia, un bravo ragazzo conosciuto nel paese, come tutta la famiglia, un ragazzo volonteroso, sorridente, altruista, troppo giovane per perdere la vita. Il sindaco ha fatto visita in mattinata alla famiglia del 23enne che ha una figlia più grande. In compagnia di Monsignor Manuel Fabris a casa a portare il nostro saluto e il nostro conforto, anche se non ci sono parole per poter essere vicini a un dramma così grande che colpisce la famiglia in modo particolare. E il papà è stato tra i soccorritori, tra le persone, tra gli amici e tra le persone che hanno cercato e trovato Mattia. Soltanto qualche ora prima, in questa Pasquetta di sangue, la tragedia si era consumata invece lungo la Cadore Mare. Gli ennesimi segni sull'asfalto della Cadore Mare raccontano della morte sulla strada nella serata di Pasquetta a Cimetta di Codognè. A perdere la vita a Cristina Faraon di Colle Umberto. La 63enne stava procedendo con la sua Panda verso Oderzo quando probabilmente per un malore ha iniziato ad invadere la corsia opposta, scontrandosi con una Peugeot, con all'interno una coppia ultra sessantenne ricoverata non in gravi condizioni negli ospedali di Treviso e Conegliano.
Nessuna traccia di frenate davanti all'area artigianale di Cimetta per una strada tra le più trafficate del Veneto. È un nome, quello di Cristina Faraon, che va ad aggiungersi alla triste lista dei morti lungo la Cadore Mare. Provinciale trafficata e pericolosa proprio in questo punto dove la corsia centrale, creata per lo svincolo verso i capannoni, viene molte volte utilizzato per superare in velocità i mezzi pesanti. E se in questo caso è stato il malore la causa di questa tragedia, per molti altri è stata la fretta, il sorpasso mal calcolato o l'immissione non prevista la causa delle tante croci presenti tra Conegliano e Oderzo. Una soluzione potrebbe essere allargarla con l'aggiunta di piste ciclabili ed è un'idea da tempo discussa dai sindaci coinvolti. La Cadore Mare sia una strada purtroppo pericolosa, è noto. Sono 3 le amministrazioni coinvolte, siamo noi con Codogné, con San Vendemiano e con Fontanelle, perché questo è il tratto della Cadore Mare che manca di pista ciclabile. Da diversi anni stiamo dialogando anche con la Regione e anche appunto con il Ministero delle Infrastrutture per provare a recuperare la copertura finanziaria per un'opera così importante che sicuramente supera i 5 milioni di euro, in quanto la sua realizzazione comporta delle difficoltà non da poco. Ancora le tragedie sulla strada, come la tragedia sul Terraglio, ormai completamente risvegliato dalla sedazione profonda a cui era stato sottoposto all'ospedale di Treviso il 25enne Ronny Levakovic, che non ricorda quanto accaduto la notte del dramma. È stato informato in queste ore della morte di Mara Visentini e Miriam Cappelletto, le vittime da lui provocate, lo ricorderete, ed è scoppiato in un pianto. L'uomo tutt'oggi, come dicevamo, non ricorda nulla dello schianto, ma si tratterebbe di una perdita di memoria passeggera. Viene quindi scongiurata l'ipotesi di danni importanti a livello neurologico, come era sembrato nelle prime battute. Il 25enne è stato trasferito al nosocomio di Motta di Livenza. Intanto domani inizierà la perizia cinematica sulle 2 auto incidentate per accertare appunto nei dettagli la dinamica dello schianto mortale. Un altro schianto mortale, quello di Salgareda, era giovedì scorso e giovedì prossimo, 7 giorni dopo, ci saranno i funerali di Samantha, la 16enne scomparsa nel tragico incidente mentre era in sella alla sua amata moto a Salgareda. La comunità si prepara all'addio anche con un omaggio proprio alla sua passione. Un corteo di moto per ricordare la sua grande passione, una canzone composta dai suoi amici proprio per lei e poi tanti palloncini da lanciare in cielo. Sarà questo il commosso addio di un'intera comunità a Samantha Renon, la 16enne di Cessalto, morta la scorsa settimana a Salgareda nel tragico schianto in sella alla sua amata motocicletta, travolta da un'auto che le ha tagliato la strada. Giovedì alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Campagna di Cessalto i funerali. Attese tantissime persone per stringersi attorno a mamma Luca e papà Diana, i nonni Lello e Betty, il fidanzato Francesco. La salma partirà dalla casa funeraria di Gorgo al Monticano e sarà accompagnata dal corteo di moto. Samantha era una ragazza incredibile, ricorda fra le lacrime la mamma. Aveva davanti un futuro importante, era brava a scuola, lo scorso anno aveva conseguito una borsa di studio e l'avrebbe vinta anche quest'anno. In questi giorni abbiamo ricevuto un mare di attestazioni, i suoi compagni di classe stanno facendo di tutto per lei. La famiglia distrutta non sa capacitarsi di come il 35enne albanese che l'ha travolta con la sua Ford Focus, e ora indagato per omicidio stradale, abbia dichiarato di non aver visto la moto della figlia in pieno giorno che veniva verso la sua direzione. Pochi istanti dopo la manovra che di fatto ha tagliato l'incrocio, oltre che la strada alla ragazza. Samantha, che frequentava il 3° anno di relazioni internazionali per il marketing all'Istituto Sansovino di Oderzo, per il resto non avrebbe rimediato gravi traumi, a parte la frattura composta del polso, ma ha avuto l'ulteriore sfortuna di battere violentemente il capo contro il montante e il parabrezza della vettura, prima di essere sbalzata sull'asfalto, ed è morta praticamente sul colpo. Molto probabilmente la procura non disporrà la perizia cinematica per ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità dell'incidente. A disposizione della magistratura, infatti, ci sono le immagini di una telecamera pubblica che avrebbe filmato tutta la drammatica sequenza. Ancora la sicurezza stradale, fugge al controllo dei carabinieri ingaggiando con i militari un pericoloso inseguimento per 20 minuti lungo la strada provinciale 635 a Bagnolo di San Pietro di Feletto. Un 52enne disoccupato è stato arrestato. L'uomo, alla guida della sua auto, aveva accelerato al posto di blocco perché sprovvisto di patente che gli era stata revocata e durante la fuga per oltre 10 km ha effettuato manovre molto pericolose rischiando di provocare incidenti con altre auto. Dopo averlo bloccato, i carabinieri di Conegliano hanno scoperto nella sua abitazione
20 grammi di cocaina, 18 di hashish e 15 di semi di marijuana, ma anche sostanze da taglio, un bilancino di precisione per la pesatura delle dosi e materiale per il confezionamento, scoprendo così che dunque il 52enne era anche un pusher. Lasciamo la sicurezza stradale e i drammi purtroppo sulle strade, ma c'è un'altra notizia di cronaca di queste ore che fa eco ovviamente in tutto il territorio. Non è la prima volta che si verificano aggressioni anche violente ai danni di autisti delle linee MOM, ma questa volta un 21enne passeggero senza biglietto non solo ha aggredito a pugni l'autista che lo voleva far scendere, ma lo ha anche accoltellato. Questa volta, a differenza delle altre volte, esce anche un coltello e questa è la cosa più grave. Il centro di Nervesa alle 16:40 a bordo di una corriera di linea della MOM, la 115, sale un 21enne brasiliano già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'autista di 53 anni gli chiede il biglietto, il ragazzo non ce l'ha, sale la tensione e il conducente lo fa scendere. Scendendo ha dato pugni all'autobus, in più ha cercato di aggredire anche l'autista con dei pugni. Non contento ha tirato fuori anche il coltello. Ovviamente l'autista, per difendersi, si è fatto male una mano e adesso è pronto soccorso di Montebelluna. Prima il pugno in faccia, quindi, poi è spuntato il coltello a serramanico con cui il 21enne ha ferito l'autista alla mano e al volto, quindi è scappato. Un testimone ha chiamato i carabinieri che si sono subito messi sulle tracce del passeggero violento, rintracciandolo a casa sua. Di fronte ai militari ha cercato di scappare nuovamente, ma è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ora è rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima fissato per domani mattina in tribunale a Treviso. Si è passato il segno, sbotta il presidente di MOM Colladone, indignato come mai prima per l'incredibile atto di violenza. Sono situazioni che non possono più essere tollerate. Se ne verificano mai con frequenza, troppo spesso. Il vero problema, attacca Colladone, è l'impunità di simili comportamenti. Non è possibile che uno tiri fuori il coltello e poi magari domani mattina lo trovo comunque sempre in giro che magari usa altri mezzi di trasporto pubblico. Ancora la cronaca, il vasto incendio che la scorsa notte ha distrutto uno degli storici capannoni dell'industria del mobile a Francenigo di Gaiarine, danni per milioni di euro. Fiamme altissime e scoppi prolungati. Questo è lo scenario che si è presentato davanti ai vigili del fuoco ieri sera lungo la via per Sacile a Francenigo di Gaiarine. Il rogo all'interno degli storici capannoni di proprietà della Tropic Group, una delle maggiori aziende del mobile della zona, che opera esclusivamente con i mercati esteri, in particolare dell'Est Europa. Complesso di 4.000 metri quadri che l'azienda, da tempo trasferita ad Orsago, ha dato in affitto a 2 imprese di logistica e trasporti. L'allarme è stato dato da alcuni passanti poco prima di mezzanotte e i vigili del fuoco sono subito intervenuti in forze da Conegliano, Motta di Livenza e Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dal fondo del magazzino per poi propagarsi velocemente a tutto il complesso. Una notte di lavoro per i pompieri che hanno prima circoscritto il rogo al perimetro interno e poi verso le prime luci dell'alba hanno proceduto al completo spegnimento delle fiamme. A seguire si sono svolti per tutta la mattinata i rilievi per stabilire cosa abbia innescato l'incendio, mentre ai titolari delle aziende che avevano depositato i materiali, ma anche al proprietario dell'immobile, non è restato che fare la conta dei danni. Si tratta di danni importanti perché, a quanto ho visto, non rimane nulla, è tutto da rifare. E di conseguenza, con i parametri odierni, un capannone di quelle dimensioni, di 4.000 metri quadri, si parla di qualche milione di danni. Un dolore soprattutto storico questo dell'incendio. Beh, direi proprio di sì. È un edificio dove l'azienda Camel Group ha mosso i suoi passi iniziali più importanti per internazionalizzarsi, quindi al di là dello shock per un evento di questo genere, c'è questo legame che lo rende anche più profondo. E poi l'incubo degli incendi boschivi, perché nel primo pomeriggio è tornato a bruciare il versante meridionale del massiccio del Grappa, dove ieri già si era sviluppato un vasto incendio poi spento.
2 voli dell'elicottero della Regione nella giornata di Pasquetta, un lavoro incessante dei volontari della Protezione Civile, 12 dei quali sono tornati su anche in mattinata per la bonifica. Uno sforzo corale non è bastato a mettere la parola fine all'incendio di sottobosco partito lunedì poco dopo mezzogiorno nel versante sud del massiccio del Grappa tra Semonzio e Borso lungo strada Tagliafuoco. Il bosco nel primo pomeriggio è tornato a bruciare con l'area sorvolata per ben 3 volte dall'elicottero della Regione che ha prelevato l'acqua nelle piscine di Concaverde. A riattivare l'incendio, ha spiegato il sindaco Flavio Dell'Agnol, potrebbero essere stati alcuni focolai con il sottobosco a fare da camino naturale. Un'area vasta, quella interessata dalle fiamme, circa 5.000 metri quadrati, il secondo incendio in poco meno di un mese a Borso del Grappa. Nessuna abitazione nella zona, nessuna area pianeggiante adatta alle grigliate di Pasquetta. A causarlo una disattenzione, si spera, oppure il dolo. Ladri in azione nella notte a Mogliano con una spaccata in via Toti dal Monte che è stata anche ripresa dalle telecamere di sorveglianza della stessa struttura. In azione, come avete visto, 2 ladri. È stata abbattuta la porta finestra di della lavanderia Wash and Clean appunto di via Toti del Monte. I ladri sono stati appunto ripresi dalla telecamera di sorveglianza, ora al vaglio dei carabinieri per identificarli. Una volta dentro hanno forzato la macchinetta cambia monete rubando circa 200 euro in banconote, ma poi c'è soprattutto il danno alla struttura ancora da quantificare, perché come vedete appunto oltre al aver scassinato la macchina cambia monete c'è stato anche il danno per la vetrata abbattuta della lavanderia automatica. Lasciamo la cronaca adesso e parliamo di turismo e ripresa, passando attraverso i dati degli aeroporti in Veneto. Le festività di Pasqua hanno segnato la ripresa di tutti gli scali veneti. Oggi a Palazzo Balbi i numeri resi noti da Save. Allora vediamo quali sono questi numeri con lo scalo di Treviso che in rapporto ai dati precedenti ha avuto la miglior performance. Gli aeroporti sono l'anello di congiunzione tra le bellezze del Veneto e i viaggiatori di tutto il mondo. Sono i nostri gioielli, da sempre parte attiva della storia di successo del nostro turismo. Con queste parole il presidente Zaia ha ribadito l'importanza del sistema aeroportuale del nord-est, rappresentato dagli scali Marco Polo di Venezia, Catullo di Verona e Canova di Treviso. Oggi abbiamo la certezza che il mondo sta riaprendo, c'è voglia di turismo, c'è voglia di Veneto e i nostri ospiti sono anche i migliori clienti per le nostre imprese, ha spiegato ancora il governatore, forte dei numeri registrati negli aeroporti veneti per queste festività pasquali, con oltre 180.000 passeggeri transitati. Pasqua ha segnato l'avvio della ripresa con una media in questa settimana di 35-38.000 passeggeri al giorno e con una punta di 50.000 a Pasquetta. Verona ha recuperato il 40% dei passeggeri, Venezia il 30%, ma è Treviso con il suo 38% ad essere lo scalo che potrebbe raggiungere i numeri pre-pandemia. È quello che forse avrà che ha i meno problemi di tutti, perché l'aeroporto di Treviso, come sapete, è cappato a 22.000 movimenti annui, che significa circa 3 milioni e mezzo di passeggeri, e ci arriveremo, se non quest'anno, credo già forse quest'anno, molto rapidamente. Con 20 milioni di posti in vendita per il 2022, le previsioni per l'estate sono più che positive, anche alla luce del ritorno dei turisti assenti nel post-pandemia provenienti da Francia e Regno Unito. Le aspettative sono in linea con le previsioni, che vuol dire arrivare a circa un 80% di quello che fu l'anno di riferimento, il 2019. Ma all'orizzonte c'è un appuntamento che vedrà gli occhi del mondo puntati sulla nostra regione, le Olimpiadi Milano-Cortina. Le Olimpiadi, come dicevo prima, non sono solo il giorno della gara. Le Olimpiadi sono una fenomenale occasione per far vedere alla gente di tutto il mondo le bellezze del nostro territorio. Tra le opere strategiche in vista delle Olimpiadi invernali, la bretella ferroviaria che collegherà la linea Venezia-Trieste con l'aeroporto Marco Polo, 8 chilometri per un investimento di 475 milioni di euro, ma, spiega Zaia, servono 100 milioni in più rispetto a quelli già stanziati a causa dei rincari delle materie prime. Si tratta della prima opera approvata dal Consiglio dei Ministri, un'infrastruttura attesa da 20 anni. È il completamento di un progetto, quello di essere ancora più performanti nel servizio che diamo agli utenti, ai passeggeri dell'aeroporto e viceversa rispetto alla ferrovia.
Dunque i tanti turisti nelle feste di Pasqua a Treviso, ma a Pasquetta, secondo il sindaco Mario Conte, c'erano qualche bar e qualche negozio chiuso di troppo. Ci vuole un altro cambio di mentalità, dice il primo cittadino. Complici la giornata ecologica e il centro senza auto, in tanti hanno scelto Treviso come meta di Pasquetta. Molti turisti e tra questi numerosi gli stranieri, ma altrettanti sono stati i bar e i negozi chiusi. Se dunque da un lato il comune lavora a incentivare, grazie anche all'aeroporto, gli arrivi in città, dall'altro sul fronte della ricettività, esercenti e commercianti, dice il sindaco Mario Conte, potrebbero fare di più. Devo dire che rispetto a qualche anno fa dei passi in avanti sono stati fatti anche importanti ed evidenti, però secondo me un piccolo sforzo si può ancora fare, anche perché noi continueremo ad investire sulla proposta turistica, sulle bellezze del nostro territorio che va oltre la città, e quindi sarà fondamentale che privati e istituzioni vadano a braccetto, proprio perché i turisti trovino nell'accoglienza un valore aggiunto che possa diventare un elemento ulteriore di promozione della nostra città. Il sindaco è fiducioso che con l'andare del tempo siano sempre più numerosi gli esercenti che decideranno di sfruttare l'opportunità data dai giorni festivi. Quando gli esercenti vedranno che Pasqua e Pasquetta diventa un weekend di lavoro importante, il prossimo anno qualcuno si unirà agli esercenti che quest'anno hanno lavorato, e così si continuerà a migliorare. Il capoluogo per Conte deve compiere un ulteriore salto culturale se vuole davvero trasformarsi a pieno titolo in città turistica. Ma questo è un dibattito che va avanti fin dall'epoca delle grandi mostre a dei Carraresi, e il fatto che nel frattempo non ci si sia ancora riusciti fa venire qualche sospetto sulla reale volontà dei diretti interessati di mettersi a totale disposizione del turismo. Il sindaco rimane però fiducioso. È un cambio di mentalità, cioè una città turistica deve adattarsi a quei servizi che le città turistiche richiedono. Forse Treviso ha di bello questo, che abbiamo la mentalità ancora non turistica, quindi l'estrema cura del turista, però magari manchiamo un po' di presenza su certi momenti che, devo dire, per giustificare coloro che hanno tenuto chiuso, forse non eravamo abituati a questo boom di turisti. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta. Si indaghi anche in Veneto sul fenomeno shrinkflation, ossia la riduzione della quantità dei prodotti confezionati venduti al pubblico, mantenendo però invariati i prezzi. La richiesta è del Codacons, che ha presentato un esposto all'antitrust e a tutte le procure venete, quindi anche la procura di Treviso, chiedendo di aprire indagini volte a verificare se la prassi avviata da alcuni produttori è tesa a ridurre la quantità dei prodotti venduti ai consumatori senza ridurre il prezzo delle confezioni possa costituire fattispecie penalmente rilevanti, dalla truffa alla pratica commerciale scorretta. In sostanza, spiega il Codacons, il cartellino del prezzo resta esattamente lo stesso, in alcuni casi aumenta seppur di poco, mentre la confezione del prodotto, sia esso un flacone di detersivo, una bottiglia di vino, una scatola di fazzoletti, un pacco di biscotti, è leggermente più piccolo o contiene qualche unità di prodotto in meno. Questo, dice il Codacons, consente enormi guadagni alle aziende produttrici, ma di fatto svuota i carrelli, le tasche dei consumatori, realizzando una sorta di inflazione occulta, un fenomeno che è stato osservato anche durante il periodo di Pasqua. Il peso di alcune colombe, denuncia il Codacons, è passato da 1 chilo dello scorso anno a 750 grammi del 2022, mantenendo però intatti prezzi e confezioni. Questo è l'allarme lanciato da Codacons e quindi oggetto dell'esposto in procura. E poi ci sono gli aumenti di luce e gas che mettono a rischio la tenuta delle scuole paritarie del Veneto, escluse peraltro dal PNRR, e c'è rabbia per questo. Noi non possiamo accedere a quei fondi ed è una vergogna che nel 2022 noi non si possa, come scuola dell'infanzia paritaria, asili nido paritario, sistema primavera paritaria, tutto il sistema paritario non profit, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, esclude completamente il privato sociale, il terzo settore, va bene, dai fondi sullo 0,6, perché tutti quei fondi che sono ingentissimi, 4 miliardi e mezzo, stiamo parlando di risorse molto importanti, va bene, ci escludono perché riguardano, ad esempio, quasi esclusivamente interventi sull'edilizia scolastica, ma di proprietà di enti pubblici. È uno sfogo duro quello del presidente della FISM Veneto Cecchin, che denuncia l'esclusione dal PNRR di nidi e materne paritarie, fondi che servirebbero
servirebbero a queste realtà per realizzare quei lavori che oggi, alla luce dei rincari, devono rimanere in un cassetto. Stiamo rimandando diversi lavori, non quelli legati alla sicurezza. In questo momento, infatti, la volontà delle scuole paritarie è di non mettere mano alle rette e così, a fronte degli aumenti, si sta attingendo al patrimonio accumulato. Quello che è stato accumulato dovrebbe essere speso per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. A parlare sono i numeri. Per quanto riguarda l'energia elettrica, i rincari si aggirano intorno al 130-140%. Per il gas gli aumenti si fermano, si fa per dire, ad un 90-100% in più, che per una scuola con 3 sezioni si traduce in spese in più per queste due voci che vanno dai 5 ai 10.000 euro, con punte nell'Alta Veronese, Alto Vicentino, Bellunese e Pedemontana Trevigiana. Stiamo, perdonatemi il termine, un termine volgare, di scassare i conti, e questo non ce lo possiamo permettere. Quindi sicuramente ci dovrà essere un aiuto che finora non c'è stato, perché non c'è stato nessun aiuto da parte dello Stato. Un minimo di attenzione con risorse straordinarie ce lo siamo e ce lo saremmo aspettati. Non si possono lasciare i bimbi al freddo in inverno o al caldo in estate, nemmeno spegnere le luci o il gas per preparare il pranzo. Dunque, aggiunge Cecchin, se gli aumenti continueranno sono necessari interventi da parte dello Stato. Abbiamo sicuramente dei costi che affronteremo anche d'estate che non ci fanno dormire tranquilli. E questi si sommeranno ovviamente a quelli che abbiamo già dovuto affrontare in inverno, quindi c'è bisogno assolutamente di risorse straordinarie. Torniamo a Treviso per parlare di ambiente. Un sacchetto di pannolini sporchi gettato nel Sile, non in acqua però, ma a ridosso del nido di una coppia di cini che ha rischiato di dover abbandonare le uova. Fondamentale l'intervento dei volontari del centro di recupero della fauna selvatica. Se fosse stato che questo sacchetto prendeva in pieno le uova, ovviamente la cigna non avrebbe potuto covare. Via Alzaia, la Restera di Treviso, al CRAS, il centro di recupero della fauna selvatica, è arrivata la segnalazione di un passante che accanto al nido di una coppia di cigni con dentro 5 uova ha notato un sacchetto dell'immondizia. E ci ha comunicato che c'era la presenza di questo sacchetto di immondizia proprio sul nido e la cigna era completamente spostata perché non riusciva a covarle completamente. Il problema è che le persone probabilmente passando hanno buttato questo sacchetto di immondizia e quindi c'è un'inciviltà alla base. Probabilmente non l'hanno fatto apposta, nel senso che non è stato buttato sul cigno, o questo non si sa. Comunque fatto sta che va, oltre che a inquinare ed è un gesto di inciviltà, va anche a disturbare la fauna selvatica. Il non rispetto degli animali, del fiume, della natura e delle regole del vivere civile. In questa storia c'è un po' di tutto. Dal CRAS di Sant'Artemio i volontari si sono attivati per rimuovere i rifiuti senza infastidire mamma cigno. Il sacchetto era completamente sopra un uovo. In più ha schiacciato lateralmente anche il nido, oltre al fatto che comunque a breve si sarebbe aperto e sarebbero usciti perché all'interno c'erano tutti dei pannolini da bambino. Quindi onestamente si mette a rischio anche gli animali, le uova e le nascite future. Quindi è proprio un gesto incivile. Da un gesto incivile al gesto di generosità, Castelfranco Veneto nella top 10 dei comuni medio-grandi per generosità nella donazione di organi. Il dato arriva dall'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro Nazionale Trapianti che mette in fila i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti. Tra i grandi comuni Verona è al secondo posto nazionale, tra i comuni medio-grandi il secondo posto è di Belluno, ma lo vedremo fra poco proprio nella pagina bellunese. Adesso invece vediamo i 300 giovanissimi trevigiani che sono partiti la notte di Pasqua per partecipare a Roma all'incontro organizzato dalla CEI con Papa Francesco. A guidarli c'era il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, che al termine ha commentato così l'incontro suggestivo in Piazza San Pietro. Devo dire che visto dall'alto, dal sagrato, era un colpo d'occhio meraviglioso. Anche il vescovo di Treviso si è emozionato dinanzi al mare di giovani che hanno riempito ieri Piazza San Pietro per l'incontro con Papa Francesco. Tantissimi anche dalle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto, partiti la notte di Pasqua per quell'abbraccio che mancava da 2 anni. Anche Monsignor Tomasi, con al collo il fazzoletto con l'hashtag Seguimi e un balenottero blu che nel mare ricomincia a nuotare. È stata gioiosa, bella, è stato sottolineato che è stata la prima dopo il periodo del lockdown.
Una ventata di vita venata però dalla tragedia ucraina, un peso che il Papa ha sentito in quelle ore un po' più leggero perché condiviso con questa gioventù. Sicuramente uno sprazzo di luce lungo questo tunnel che dopo la pandemia sta proseguendo con la guerra. Si vedeva solo giovani, ragazzi e ragazze ed è stato un bel segno di speranza. Adesso la pagina bellunese. Saltiamo del lavoro in primo piano con un'importante notizia che riguarda l'avvertenza Diab. Dopo la tempesta infatti è arrivata la quiete stamane al tavolo di confronto tra le parti gestito dall'unità di crisi aziendale della Regione Veneto. Nello specifico, con grande senso di responsabilità, si legge nella nota diffusa al termine della riunione, è stata valutata la necessità di tornare a perseguire l'obiettivo di raggiungere un accordo nell'interesse dei lavoratori e della realtà produttiva. Congelati dunque al momento i 156 licenziamenti annunciati la settimana scorsa dall'azienda, oggi presente al tavolo regionale, assistita da Confindustria e dai propri legali, oltre alle rappresentanze sindacali di categorie con le RSU Diab, che produce, lo ricordiamo, materiali plastici in PET e PVC, occupa attualmente circa 240 lavoratori, quindi un segnale di speranza. E poi l'abbiamo visto anche nella pagina trevigiana, parliamo dell'indice di generosità delle città alla donazione di organi e tessuti, e tra le città medio-grandi nessuno batte Belluno. Verona e Belluno da menzione d'onore, l'ha dichiarato oggi il presidente della regione Luca Zaia, che ha commentato così il report nazionale sulle donazioni d'organi e tessuti che vede tante città del Veneto nella top 10 dell'indice del dono. Orgoglio e gratitudine a Belluno, secondo capoluogo assoluto per tasso di consenso alle donazioni nella classifica dei comuni medio-grandi. Un risultato che gratifica il lavoro di squadra svolto anche a livello istituzionale, che vede AIDO a stretto contatto con l'ULSS e i comuni, dove ogni cittadino può rivolgersi per certificare la volontà di donazione. L'adesione ovviamente arriva al SIT, che è il sistema informativo trapianti, è proprio il database che raccoglie tutte le adesioni positive alla donazione degli organi, per poi ovviamente nel momento in cui servisse viene consultato. Poi di conseguenza ovviamente nel momento che uno fa la scelta in comune, questa scelta verrà inserita nella carta elettronica. Nella classifica regionale i migliori 3 comuni veneti sono tutti in provincia di Belluno. Si tratta di Vallada Gordina, Lorenzago di Cadore e Voltago a Gordino. Nonostante il montanaro, chiamiamolo così, sia visto come una persona chiusa e poco disponibile, nella realtà il cuore è grande e diventa subito disponibile per le questioni veramente pratiche, e quindi la donazione degli organi è sicuramente uno degli alti valori che il bellunese, tutto il bellunese, ritiene di dover portare avanti. Negli anni in provincia è cresciuta una sensibilità culturale e una partecipazione della cittadinanza al tema della donazione di organi grazie a un'attività formativa e informativa svolta a vari livelli. Lo afferma il primario di anestesia e rianimazione del San Martino, il dottor Davide Mazzon, temporaneamente a capo del coordinamento provinciale trapianti dell'ULSS 1. È stato il frutto di un'azione corale da parte di tutte le istituzioni che a vario titolo vengono coinvolti in questa attività. Adesso le elezioni amministrative a Belluno, non una lista ma una squadra. Belluno di più ha presentato i 32 professionisti che hanno scelto di scendere in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Vignato. Competenza, tolleranza, valorizzazione delle diversità, integrazione sociale e comprensione. I valori di Belluno di più sono espressi nei profili dei 32 candidati consiglieri comunali scesi in campo a sostegno di Giuseppe Vignato. Età media 44 anni, il più giovane quasi ventenne, tutti accomunati dalla passione per il sociale. Li guida Gian Giacomo Nicolini, pediatra e infettivologo all'ULSS 1, il primo a convergere nell'area progressista e riformista espressa dal candidato sindaco Vignato. Belluno di più ha sempre avuto un occhio particolare nei confronti della sanità, nei confronti dello sport, nei confronti della famiglia. Devo dire che abbiamo arricchito le nostre competenze sicuramente a favore di tutto quello che è l'ambito sociale. Nella lista gli attuali assessori al turismo Yuki D'Emilia e allo sport Marco Bogo, il presidente della commissione bilancio Matteo Bianchi e poi professionisti, dipendenti pubblici, insegnanti, un educatore, un geologo Alberto Riva, docenti all'Università di Ferrara dove si è applicato nello studio e nella ricerca scientifica connessa alle Dolomiti, patrimonio dell'umanità.
città. Facciamo la differenza, il claim, il motto che contraddistingue l'impegno politico della Civica, che negli ultimi 5 anni è stata parte attiva della maggioranza a Palazzo Rosso e che oggi sostiene convintamente il candidato Giuseppe Vignato. Sport, turismo e sociale tra le priorità della lista e fra le priorità della città. Sono le principali sfide su cui si gioca il futuro Belluno. Anche si parla di famiglia come nucleo fondante di una società che deve essere inclusiva. Sì, la famiglia la consideriamo nucleo fondante della società, quindi anche per la città dobbiamo riprendere quelle politiche che vanno a supporto della famiglia, la consulta familiare che è stata sospesa dopo il Covid. Belluno deve tornare ad essere città dell'infanzia come lo fu negli anni 90. Il Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore arricchisce la sua collezione grazie a una donazione davvero particolare e importante ricevuta direttamente da Papa Francesco, che tramite il suo ottico romano ha inviato alla Fondazione i suoi occhiali non più utilizzati. A ricevere il prezioso dono è stato il presidente della Fondazione Museo dell'Occhiale, Vittorio Tabacchi. Si tratta di un paio di semplici occhiali in metallo, li avete visti nell'immagine, conservati in un astuccio in pelle bianca che recano il nome del Papa. In occasione dell'importante donazione, la storica azienda cadorina Fedon ha consegnato alla Fondazione anche gli astucci degli occhiali con gli stemmi dei predecessori, Papa Benedetto XVI e Papa Giovanni Paolo II. È tutto per questa edizione del telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, assisteremo ad un graduale peggioramento del tempo a causa di una perturbazione che colpirà il nostro territorio. Mercoledì 20 aprile tuttavia sarà ancora buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il contesto rimarrà tranquillo, nubi più presenti nelle prime ore a nord-est e nel pomeriggio anche in montagna. Per il resto spazi di sereno anche ampi, precipitazioni assenti. Venti in pianura dai quadranti orientali all'inizio moderati, poi via via più deboli. Temperature invece stazionarie, minime tra 2 e 10 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 18 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso su bassa pianura, costa e zone orientali il cielo sarà sereno, sui monti e sulla pedemontana cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 17 e 18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con locali annuvolamenti pomeridiani, ma insomma senza piogge associate. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.